Diciamo che il concetto dei gruppi alpini è sempre stato i veci e i boccia, quindi mi sembra giusto, un dovere soprattutto, essere qua, un dovere verso chi mi ha portato a fare questa scelta di portare il cappello e di guadagnarmelo tramite il servizio di Naia, la Naia che ho fatto da volontario. E quindi tutto questo è per ringraziare loro che mi hanno portato fino a qua. Il valore più importante per me è quello verso il prossimo, che quando siamo tutti nella stessa barca dobbiamo aiutarci l'uno con l'altro, quindi non bisogna fare distinzioni, ma fare affidamento sempre sulla persona che hai a fianco. Questo è uno dei valori più importanti che la Naia in questo caso mi ha insegnato e che ancora prima mi aveva insegnato il gruppo di cui faccio parte, che è quello di Miane. Quindi questo è uno dei valori più importanti per me. E poi lo spirito di amicizia, di fratellanza anche con persone che non rivedi da parecchi anni, ma quando le ritrovi questi 3 giorni della dunata sembra che li conosci da una vita, quindi per me queste cose sono impagabili. E poi noi alpini quando c'è da lavorare lavoriamo, però quando è che ne è a far festa, fa un festa. La dunata è sicuramente un momento di convivialità, un momento di solidarietà, un momento di condivisione di esperienze che quelli che hanno più anni di noi possono insegnarci e che quindi saranno una cosa che noi trasmetteremo sicuramente loro la trasmettono a noi e noi la trasmetteremo poi sicuramente ai nostri figli, a quelli più giovani di noi che magari vogliono intraprendere invece una carriera militare anche, perché no? E quindi è giusto prendere tutte le esperienze che sono state fatte e portarle sempre avanti. Per un alpino fare la dunata vuol dire ritrovare i propri fra, trovare i valori alpini che ci sono in questo contesto assieme a tantissima gente di altre sezioni naturalmente, e poi anche l'emozione di fare festa assieme. Questi ritrovi bellissimi che sono nati quando abbiamo fatto la Naia in caserma, e qua ti vengono gli occhi lucidi solo a vedere i tuoi fra. Tutti gli anni che ho fatto la sfilata, tutte le adunate, guarda caso io dove ho fatto il militare praticamente in caserma non si era mai, si era sempre su e giù per le montagne e veramente lì era una cosa pesante. Tanta fratellanza perché non potevi lasciare indietro qualcuno, lì non si lascia indietro nessuno, si dà una mano uno con l'altro, ma molto probabilmente quello è un segnale che quando hai finito tanti hanno detto basta, però lo spirito penso che se lo ricordano bene. 47 anni fa ho servito la patria, mentre adesso contribuisco al paese con il nostro volontariato nei momenti difficili che possa avere il nostro paese. Significa ritrovarsi una volta all'anno, ricordare la Naia perché qualche volta si incontra qualcuno che era nella stessa caserma o nella caserma vicina. Io ero 8,5, quindi c'era la cantore, la del DIN, quindi capita di avere contatti con alpini o con artiglieri, è sempre una bella cosa, insomma. Passano gli anni purtroppo e quindi si ricorda i 20 anni com'erano, insomma. Allora è una cosa, un'emozione che si rinnova in ogni anno, nonostante sembra che sia sempre la stessa cosa, l'affetto delle persone, l'ospitalità delle parrocchie, della gente che ti applaude, che ti dice viva gli alpini, almeno un po' di felicità, un po' di ordine, anche nonostante la confusione che c'è in centro, i disagi che provochiamo. Insomma è una cosa davvero bella, almeno per me che sono anche sul capogruppo di una piccola frazione di Conegliano, sono davvero emozionato perché non è mai la stessa cosa, ogni anno è qualcosa di diverso. Il Veneto è terra di alpini, chiaramente, no? Quindi se non è Vicenza è Verona, se non è Verona è il Triveneto comunque, e quindi noi siamo alpini. E poi quest'anno direi che
con tutto quello che accade in giro, guerre di qua, guerre di là. Credo che il motto della radunata di quest'anno è proprio azzeccato, direi che calza a pennello, insomma, perché abbiamo bisogno di pace e gli alpini sono un corpo di pace, non di guerra, e quindi direi che abbiamo bisogno di pace e gli alpini fanno tutto per la pace, perché noi siamo un'associazione d'arma, però praticamente noi abbiamo una protezione civile che è la più grande che esista in Italia e quindi ci siamo sempre dati da fare per chi ha bisogno, in Italia e fuori dall'Italia, e quindi speriamo che questa adunata sia quella che dà un po' di sprint, un po' per fare in modo che la guerra finisca, insomma, sia quella dell'Ucraina, sia tutte le guerre che ci sono, insomma. Come sciatori abbiamo partecipato alle gare ANA di sci di fondo. Io personalmente già da parecchi anni, diciamo alcuni decenni, è sempre una bella soddisfazione, e poi soprattutto a livello di compagnia, di gruppo, poi si gira, si conoscono sempre posti nuovi, gente nuova, è sempre una bella emozione e soddisfazione.